Ma acqua che entrava dalla bocca di leone qui, no? Perché l'acqua dalla scala, ma lei, a un certo momento finché io ero sotto, no? Praticamente c'è tutto un muro portante, diciamo, del magazzino ed è stato uno tsunami, quindi l'acqua è entrata tutta dentro e ha fatto il disastro, ha rovinato tutto e io devo buttare via tutto praticamente. E lei era sotto però. Io ero sotto e miracolato, facendo qualunque mossa potevo fare, e sono riuscito a venirne fuori e sono qua, che la racconto. Ecco qua la cantina. Le lacrime di Maurizio Bettin, titolare di questo bar di Via Flacco, aperto da 45 anni, tutto chiuso, salvo per miracolo. Una strada trasformatasi in un fiume, in un lampo, dove le pompe entrate immediatamente in azione di fatto stavano facendo una lotta contro qualcosa di impossibile, perché l'acqua buttata fuori addirittura rientrava sia negli scantinati che nei parcheggi. Ancora al lavoro i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Signore, disastro? Disastro. Disastro però vorrei dire quasi un po' annunciato, perché ogni volta che piove ad Abano si presentano queste situazioni, non così estreme come questa volta, perché di acqua ne è venuta tanta, però qui questo problema ce l'abbiamo spesso. Ti viene da piangere? Già fatto, adesso dobbiamo solo rimboccarci le maniche. Stiamo cercando di pulire, avevamo 30 centimetri dentro e 50 fuori. Che per entrare abbiamo aperto la porta e quello che era fuori è andato dentro, ma dentro ce n'era tanta così già. Disastro, perché noi abbiamo tutto l'arredamento in legno. Persa giornate di lavoro oltre il danno e non ci voleva, perché oltre il Covid noi abbiamo avuto ieri sera un fiume di acqua. Dove è entrata l'acqua nel È negozio? entrata dalla porta, guardi, fino a metà negozio. Io ho finito ieri sera alle 11, sono andata via da qui alle 23 e sono tornata stamattina alle 8 per poter mettere fuori qualcosa, per poter anche riprendere il lavoro. La profumeria era tutto lo scantinato allagato e è stata una bomba d'acqua. Mai vista una cosa così? Mai vista qua, una bomba d'acqua proprio ieri sera. In difficoltà molti clienti, ospiti nei numerosi alberghi della strada. Da ieri pomeriggio abbiamo le macchine bloccate nel garage. Da dove arriva? Io arrivo dalla Sicilia e ho bisogno della macchina perché non posso rientrare a Taormina col taxi. Si è trovata sempre bene ad Abano lei? Ogni anno, dall'89. Fino ad adesso? Eh? Fino ad adesso? No, ritorno anche l'anno prossimo, solamente che mi cerco il parcheggio in superficie invece di cercarmelo sottoterra.